Ore 19 di giovedì 16 maggio nell'impianto Spazio Newton di Cagliari, ultimo quarto di finale del torneo interaziendale Maracanã di calcio a 7 organizzato dall'MSP Sardegna, nel quale si affrontano CTM su Stampu che veste le pettine arancio e Adev che indossa una maglia granata. In caso di parità, dopo i tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Cocco dell'MSP Sardegna. Buona visione.
sono con Sarrizzu di CTM su Stampu che supera i quarti, avete battuto Adev. Allora, nel primo tempo forse siete partiti non benissimo, però tutto sommato la vostra parità l'avete fatta, siete venuti fuori, insomma, in rimonta. Cosa ci dici di questa gara? Sì, vabbè, abbiamo iniziato un pochettino contratti, forse un po' la tensione, per noi erano la prima volta che arrivavamo ai quarti in questo torneo, quindi giustamente un po' la tensione, un po' l'inesperienza dei giocatori. Il primo tempo eravamo un po' contratti, poi ci siamo sbloccati quando siamo riusciti a raggiungere il pareggio. A quel punto abbiamo sicuramente giocato meglio, abbiamo difeso in maniera compatta e poi siamo riusciti a fare anche il 2-1. Per noi è una grande soddisfazione, ecco. Allora, adesso affronterete i Vigili, loro arrivano in finale da un bel po' di anni, sempre vice campioni. Cosa vi aspettate da questa gara? Insomma, poi, come hai detto tu, prima volta ai quarti, quindi anche prima volta in semifinale? Sì, anche prima volta alla semifinale. I Vigili sono una squadra decisamente forte, compatta, li ho visti giocare, sono tosti fisicamente e anche tecnicamente, quindi sicuramente ci aspettiamo una partita molto 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 difficile. Partiamo sfavoriti naturalmente, perché è la prima volta che arriviamo in semifinale, quindi giustamente i favori del pronostico sono per i nostri avversari, ecco. Perfetto, grazie mille e complimenti. Niente, grazie, arrivederci.